C'è una dicotomia tra quello che prevede la legge regionale del Veneto, che prevede un'unica convocazione primaverile, e quello che comunque dovrebbe essere una convocazione prevista allo scadere di 5 anni, che è in autunno. Stiamo facendo le verifiche giuridiche nella totale serenità per capire quale sia, diciamo, la norma prevalente che ci debba guidare nella convocazione delle urne, quindi se sarà autunno piuttosto che primavera. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto e considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. Sappiamo già gli sgoccioli con i tempi? No, 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 no. Tempi, cioè, che gap ancora c'è? Ma no, ma c'è assolutamente, cioè noi abbiamo, penso che fino a 3 mesi prima possiamo assolutamente muoverci. Considerate che il termine ultimo nostro, se vediamo la convocazione autunnale, è se non ricordo male, il 25 o il 23 di novembre.